Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Si torna a morire sul lavoro, a perdere la vita un operaio di 64 anni caduto da un'impalcatura a Campo Felice di Roccella, vicino a Palermo. Inchiesta della Procura di Termini Imerese. 4 mesi fa un altro morto sul lavoro, sempre a Campo Felice. La CGIL, drammatico, inaccettabile. Messina, 112 arresti in una vastissima operazione antidroga, smantellata una rete di trafficanti estesa in Calabria, Campania, Lombardia, Spagna e Olanda, sequestri per 4 milioni di euro. Non riparte la raccolta dei rifiuti dopo la chiusura della discarica di Lentini. Schifani firma un'ordinanza d'emergenza che consente la riapertura provvisoria dell'impianto, ma i cancelli di Coda Volpe restano chiusi. A Catania l'emergenza rifiuti assume contorni drammatici. L'appello del sindaco Trantino per la differenziata cade nel vuoto. Interi quartieri sommersi di spazzatura che viene accatastata e bruciata. Il sindaco di Palermo, La Galla, malgrado l'ultima violenta aggressione ai danni di un avvocato, dice la città è sicura, ma il prefetto convoca tutti sull'ordine pubblico e i residenti del centro storico insorgono. Invitiamo il sindaco a frequentare di più le nostre strade. Cantieri, restringimenti, chilometri di code, telepass che non funzionano sui disagi nella 18, il Consorzio Autostrade Siciliane non risponde al pubblico. Intanto Federconsumatori avvia azioni legali. Dopo la bocciatura della Sicilia sulle concessioni balneari da parte della Corte Costituzionale, perentori i sindacati è una sentenza che incide poco. I tratti di costa liberi e da assegnare sono tanti. Calciomercato, il Palermo sonda il mercato green, mentre il Catania deve trovare sistemazione per i giocatori che non fanno più parte del progetto. Il Trapani ha un nuovo portiere. C'è purtroppo un nuovo morto sul lavoro in Sicilia, a Campo Felice di Roccella. Un operaio è caduto da un'impalcatura in via Belvedere. La Procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta 4 mesi fa, un altro incidente mortale sempre a Campo Felice. Il sindaco Di Maggio dice siamo distrutti, la CGIL commenta drammatico, inaccettabile. Marco Gullà. Ancora una tragedia sul lavoro. Campo Felice di Roccella, in provincia di Palermo. Un operaio di 64 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'impalcatura. Stava eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione su un edificio che si trova in via Belvedere quando, per cause ancora da accertare, ha perso l'equilibrio ed è precipitato. I sanitari del 118, arrivati sul posto, hanno tentato in tutti i modi di salvarlo, ma le ferite si sono rivelate gravissime e non è stato possibile rianimarlo. Chiediamo nuovamente alla prefettura di Palermo di convocare questo tavolo per la salute e la sicurezza, perché quello che sta succedendo è veramente drammatico e in un paese come l'Italia non possiamo accettare una condizione del genere e i controlli, si devono individuare le risorse per potenziare i controlli. Lo avevamo chiesto già a febbraio al sindaco di Campofelice. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri e i tecnici dell'ASP in fase di accertamento alla situazione lavorativa dell'operaio e la presenza o meno dei dispositivi di sicurezza obbligatori per lo svolgimento dell'intervento. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Termini Imerese che ha aperto un'inchiesta. Narcotraffico, estorsioni, autoriciclaggio, 112 arresti in un'operazione antidroga dei carabinieri di Messina, smantellata un'organizzazione criminale attiva anche in Calabria, Campania, Lombardia e all'estero, sequestri per oltre 4 milioni di euro. Francesco Triolo. 112 arresti, 85 in carcere, 27 domiciliari è il bilancio di una vasta operazione antidroga eseguita alle prime ore della mattina dai carabinieri del comando provinciale di Messina su richiesta della procura di Messina. Le accuse a vario titolo sono di associazione finalizzata alla detenzione, traffico, coltivazione e cessione di stupefacenti, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, porto abusivo e alterazione di armi, estorsioni e altri reati. I provvedimenti scaturiscono dagli esiti di 3 distinte indagini condotte
condotte dai carabinieri delle compagnie di Messina Sud e Barcellona Pozzo di Gotto, tutte sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, che hanno contemporaneamente disarticolato più organizzazioni criminali attive nel narcotraffico nella città di Messina, nel Barcellonese e nelle aree nebroidea e tirrenica della provincia, con collegamenti con strutture criminali in Calabria e soggetti attivi anche in Campania, Lombardia e all'estero, sequestrati beni per un valore di oltre 4 milioni di euro. E abbiamo qui avuto la riprova di organizzazioni criminali operanti sul territorio della città di Messina, ma anche nel Barcellonese, che sono uscite al di fuori del tradizionale perimetro dell'isola per avere rapporti stabili nel tempo con canali di approvvigionamento della cocaina, dell'hashish, della marijuana, in particolare con i gruppi dell''ndrangheta, della Piana di Gioia Tauro, Rosarno, della Locride, in particolare San Luca, esponenti di quel territorio 'ndranghetista, con elementi attivi nel napoletano, nel milanese e con soggetti attivi nei Paesi Bassi per l'importazione di un altro pericolosissimo sostanza stupefacente che è lo spice, che ha degli effetti oltre che psicotropi ma dannosi per la salute. Beni per 600.000 euro sono stati sequestrati dalla DIA di Caltanissetta, un esponente di spicco della criminalità nissena, già condannato per associazione mafiosa e traffico di droga. Attualmente l'uomo è in carcere per estorsione. Non riparte la raccolta dei rifiuti nei 200 comuni dopo la chiusura della discarica di Lentini. Schifani firma un'ordinanza d'emergenza che consente per 20 giorni la riapertura provvisoria dell'impianto, ma i cancelli di Coda Volpe restano chiusi. Manlio Viola. Non basta l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione nella qualità di commissario per l'emergenza rifiuti per far ripartire la raccolta dei rifiuti in 200 comuni della Sicilia orientale. La discarica di Lentini, quella gestita dalla Sicula Trasporti, resta chiusa. Nonostante l'ordinanza prevedesse l'abbancamento sotto controllo dei rifiuti per i prossimi 20 giorni nelle more della sistemazione delle autorizzazioni ambientali degli impianti, la struttura commissariale non ha disposto le procedure per accogliere i rifiuti e non ha inviato il personale in loco. I commissari giudiziari non si trovano negli uffici perché sono in procura a Catania a discutere con il magistrato del contenuto dell'ordinanza e della sua applicabilità in regime d'urgenza. In fila, in attesa di apertura da ieri sera, ci sono gli autocompattatori pieni, ma restano dietro i cancelli chiusi. Ti hanno detto che nonostante ci sia un'ordinanza regionale approvata, per loro devono aspettare l'approvazione di altri enti per poterci autorizzare. Nel frattempo la discarica rimane chiusa e siamo impossibilitati sia entrare a scaricare sia anche a quanto pare rimanere qua fuori. Nella sostanza l'ordinanza prevede che la discarica di Lentini accolga nei prossimi 20 giorni al massimo i rifiuti in un'area precisa di stoccaggio sotto stretta sorveglianza, cosa che non sta accadendo. Queste 3 settimane o poco meno dovrebbero essere usate per completare le procedure e i visti di impatto ambientale per riavviare gli impianti TMB, ovvero di trattamento e triturazione dei rifiuti indifferenziati, e tornare dunque alla normale operatività della discarica. Ma questo abbancamento di emergenza non sarebbe fattibile per i commissari, dunque l'emergenza al momento resta. Di conseguenza a Catania interi quartieri della periferia sono sommersi di spazzatura. I cittadini di San Giorgio si autoaccusano e dicono qui nessuno fa la raccolta differenziata, lo ammettono. Tonino De Mana. Il sindaco Trantino chiama, San Giorgio e Librino non rispondono e l'emergenza rifiuti a Catania assume contorni drammatici. Interi quartieri sono sommersi di spazzatura che viene accatastata e poi inesorabilmente bruciata. Brucia ancora la spazzatura o quel che resta e sono ben visibili i segni dell'Eternit bruciato. Plastica che finisce nell'aria e crea un ulteriore problema sanitario. Montagne di spazzatura anche davanti alla sede del 6° municipio. Cittadini che accusano e si autoaccusano. Come ne fanno gli altri, anche io lo faccio. La spazzatura lei dove la butta? Ah, butto un mouse. E cioè? A disastro. Diciamo che non la facciamo, buttiamo tutto. Qua non la fa nessuno purtroppo, non sono io che magari lo voglio fare, cosa devo fare? Siamo pieni di topi. A San Giorgio è il giorno del mercato rionale. In mattinata era prevista la consegna dei sacchetti agli operatori, ma non tutti li hanno ricevuti. Lei i sacchi ce li ha? Certo, ce l'ho, l'ho comprati solo da me. Avete ricevuto dei sacchetti stamattina? No, assolutamente no. Lei adesso come farà? Io mi carico sul furgone tutte queste cose, siccome
sono sincero, a dove abito io ci sono i cassonetti condominiali, quel poco che lo metto nell'umido, nell'indifferenziato o nella plastica. Questo, l'ingresso del mercato, nel punto che vedete non è stato possibile neanche montare la bancarella. Qua niente sacchette e nessun servizio, e questo è il mercato che si paga più di tutti di suolo pubblico, 400 e qualcosa. Alcuni venditori ambulanti non hanno potuto montare perché è pieno di spazzatura. E mentre la fiera di piazza Carlo Alberto ha superato l'esame e la pescheria no, ora si attende la prova del 9, quella dei mercati rionali, ma a giudicare dalle immagini non si prospettano buone nuove. Il sindaco di Palermo, La Galla, malgrado l'ultima violenta aggressione ai danni di un avvocato, dice che la città è sicura. Ma il prefetto convoca tutti sull'ordine pubblico e i residenti del centro storico insorgono. Invitiamo, dicono il sindaco, a frequentare di più le nostre strade. Marco Gullà. Una rondine non fa primavera e quindi però lascia pensare. Questa dichiarazione del sindaco di Palermo, Roberto La Galla, in merito all'aggressione ricevuta da un avvocato nei pressi del Teatro Massimo, brutalmente picchiato dopo aver rimproverato alcuni ragazzi, non sono andate giù a molti residenti del centro storico del capoluogo che da anni denunciano episodi di violenza e furti nel perimetro centrale della città. Purtroppo quando il sindaco dice che una rondine non fa primavera, io rispondo che 3 indizi fanno una prova. E siccome abbiamo centinaia e centinaia di vetrine spaccate in centro storico, scippi, rapine, spaccio e consumo di droga, evidentemente c'è una visione della città in maniera diversa. Proprio oggi in prefettura si riunisce il Comitato per l'Ordine Pubblico e Sicurezza, un segnale che qualcosa non torna. Del resto i residenti del centro storico continuano ad alzare la voce sulla mancata sicurezza in determinate fasce orarie. Quali sono gli episodi più inquietanti a cui ha assistito, signore? Lo spaccio di droga quotidiano, risse violente tra le varie etnie perché che si contengono il territorio, gli scippatori che camminano tranquillamente e tolgono portafogli e zaini ai turisti. Vabbè, lasciamo perdere poi il problema della sporcizia, eccetera. Quindi dico, non manca niente, siamo proprio al completo. Cantieri, restringimenti, chilometri di code, incidenti, telepass che non funzionano, che abbiamo documentato qualche giorno fa, la prima domenica d'estate sulla A18. Il Consorzio Autostrade Siciliane, che gestisce la rete nell'isola, non risponde al pubblico. Intanto Federconsumatori avvia azioni legali. Emanuela Corsi. Cantieri infiniti, chilometri di code, incidenti, telepass che non funzionano. Con le nostre telecamere abbiamo documentato la situazione infernale sull'autostrada A18 nel tratto tra Catania e Giarre in direzione Messina nella prima domenica d'estate, preludio di una stagione che si annuncia bollente. I delineatori stradali non vengono rimossi nei giorni festivi e nelle ore serali. Questo comporta lunghe file che si formano soprattutto nei weekend. Non c'è una reale attenzione verso chi paga l'autostrada. Il sabato e la domenica il direttore dei lavori deve far capire all'azienda che opera che deve togliere i birilli. La strada deve essere libera. File anche nelle corsie del Telepass di San Gregorio in direzione Catania, dove gli automobilisti restano intrappolati con le sbarre che non si alzano. Queste sono strade che dove non c'è sicurezza, non c'è sicurezza nei guardrail, dove non c'è sicurezza nelle gallerie non c'è nessuna sicurezza, mancano i punti SOS, mancano gli estintori, mancano le manichette d'acqua. A gestire la A18 è il Consorzio per le Autostrade Siciliane, il CAS, un ente pubblico economico della regione concessionario per la gestione di alcune autostrade. Noi abbiamo provato a contattarli. Questo è il sito del CAS, Consorzio per le Autostrade Siciliane, l'URP ha 2 numeri di telefono, abbiamo provato su entrambi ma non risponde nessuno. Intanto Federconsumatori Messina ha avviato le prime azioni giudiziarie nei confronti del Consorzio al fine di far ottenere agli utenti il rimborso parziale del pedaggio pagato negli ultimi anni considerato indebito. L'azienda già è stata multata dall'antitrust per i forti disagi recati agli automobilisti siciliani dai numerosi e lunghissimi cantieri sulle autostrade A20 e A18 tra aprile e settembre 2021.
Dopo la bocciatura della Sicilia sulla concessione balneare da parte della Corte Costituzionale, perentori i sindacati. È una sentenza che incide poco. I tratti da costa liberi e da assegnare sono tanti. Marco Carli. Le concessioni balneari e la bocciatura arrivata per la Sicilia. Il tema fa discutere ancora di più in estate. La proroga del termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni della Regione Sicilia non è legittima. Lo ha deciso con una sentenza la Corte Costituzionale. La questione era stata posta dal governo, che rimproverava al legislatore siciliano di aver ecceduto dalle competenze. Per il sindacato balneare la sentenza non cambia la situazione attuale. La sentenza della Corte Costituzionale incide davvero poco. Non è una sentenza che trova applicazione nella condizione attuale. La Regione si è ormai allineata all'orientamento nazionale da tempo. Il differimento al 30 aprile 2023 del termine, secondo il governo, corrobora la proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033. La questione, secondo i balneari, è legata alla risorsa, cioè ai tratti di costa che possono essere assegnati. Insomma, serve fare chiarezza. Il governo ha costituito un tavolo tecnico composto dai ministeri interessati e dalle parti sociali per valutare la scarsità o meno della risorsa. Dalle prime conclusioni si è accertato che la risorsa non è scarsa, quindi c'è la possibilità di tratti di costa da dare a bando. Ci chiediamo su quali dati si basa il Consiglio di Stato quando definisce con certezza che la risorsa sia scarsa. È partito il cantiere del nuovo ponte ciclopedonale di Ortigia, una nuova opera che dovrebbe essere pronta entro l'anno, ma che divide i siracusani tra chi è favorevole e chi rivorrebbe il ponte dei Calafatari, che è stato demolito anni fa. Francesco Aloi. Guarda il cantiere del terzo ponte di Ortigia. Guardavo le barche, no, hanno iniziato oggi i lavori per il ponte. Com'è adesso e come sarà? Siamo all'ingresso dell'isola di Ortigia e qui tra qualche mese ci sarà un terzo ponte, ma riservato soltanto a bici e pedoni. Un servizio che è utile alla città e che ci voleva. Sincero, non sono d'accordo, per quanto possa amare Ortigia. Io vivo fuori, però può essere positivo avere un punto in più per accedere all'isola. Poco meno di 900.000 euro il costo dell'opera, finanziata in gran parte dal Ministero delle Infrastrutture. 42 metri di lunghezza, 5 di larghezza. Il nuovo ponte sarà in acciaio con rifiniture in legno. Un motivo in più per lasciare l'auto fuori Ortigia. È un tassello ulteriore in quel percorso di sostenibilità che l'amministrazione non solo ha accolto e sposato, ma per la quale sta lavorando con risorse non comunali. E così nel giro di qualche anno Siracusa sta diventando sempre più green, più spazi per pedoni e ciclisti, meno per le auto. No dai, io sono anche automobilista, quindi insomma questo fatto che comunque si dia spazio anche ai ciclisti mi fa piacere, perché alla fine penso che la città sia di tutti. Ma qui fino a qualche anno fa il terzo ponte c'era già per le auto, poi fu demolito e non più ricostruito. Più volte però i siracusani si sono opposti a questa scelta. Secondo me era un punto, una via di fuga molto importante. Adesso è il momento della nostra pausa, tra poco il calciomercato per Palermo, Catania e Trapani. State con noi, vi aspettiamo. Eccoci di nuovo insieme. Prima del calcio un'altra notizia: più attenzione per gli anziani, una risorsa per il nostro paese. I segretari generali di WILP Pensionati Sicilia e WILP Catania per la terza età promuovono l'alfabetizzazione informatica attraverso il confronto con i giovani, ma chiedono anche più sicurezza e servizi sanitari per gli anziani. Emanuela Corsi.
Giovani e anziani a confronto per abbattere barriere generazionali e aiutare chi ha qualche anno in più ad affrontare l'alfabetizzazione informatica che diventa sempre più urgente. I segretari generali di Will Pensionati Sicilia e Wilp Catania rivendicano più attenzione per la risorsa anziani, sottolineando quanto ci sia bisogno di interventi per l'invecchiamento attivo. Un modo anche per scoprire le potenzialità di pensionate e pensionati, risorsa spesso sprecata in una provincia, quella etnea, nella quale gli over 65 sono passati dal 18,5 al 22% sul totale della popolazione e l'indice di vecchiaia, solo per citare un altro dato Istat, è schizzato dal 121 al 157%. Anche a Catania il numero degli anziani sta aumentando, come già rilevato dall'Istat. La nostra città non è pronta a sostenere il loro benessere. I nostri anziani sono una risorsa e come Will Pensionati ribadiamo e proponiamo un sostegno per valorizzare il loro invecchiamento attivo accanto ai nostri giovani, per trasmettere competenze e conoscenze. L'alfabetizzazione informatica, il benessere alimentare, il servizio civile della terza età e il tutoraggio scolastico diventano strumenti per avvicinare le nostre generazioni. Secondo la Will, gli anziani e più fragili soffrono anche per le carenze del welfare e del servizio sanitario, mentre si moltiplicano le proteste per il sempre più difficile accesso al frammentario e contorto sistema di prenotazione delle prestazioni mediche nelle strutture pubbliche. Inoltre, sempre più spesso sono vittime di frodi. Per questo, in sinergia con l'Associazione Consumatori Ad-Hoc, chiedono più investimenti in sicurezza e prevenzione. E noi ci fermiamo qui, il prossimo appuntamento è per le 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.